La Giunta regionale ha dato mandato all'avvocatura dell'ente di verificare la possibilità di risarcimenti nei confronti dei soggetti responsabili dei progetti delle strutture sanitarie, chiesto il conto di errori e ritardi. Cura dimagrante per le partecipate regionali, il governatore ne taglia 19, ne resteranno 5, Oliverio hanno drenato risorse. Sit-in degli agenti alla Polizia Penitenziaria a Vibo Valentia, personale ridotto rispetto alla popolazione carceraria crescente, chiesto il potenziamento della pianta organica. Ha minacciato di morte l'ex compagna, l'uomo è stato arrestato dai carabinieri di Rende, solo l'arrivo dei militari ha evitato il peggio in un'abitazione a Rose, nel Cosentino. Interscambio culturale tra Italia e Russia sull'arte floristica, i laboratori nel chiostro di San Domenico a Cosenza, l'idea è quella di abbellire gli antichi palazzi con i fiori. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque la sanità in apertura, risalgono al 2007 i progetti per i nuovi ospedali calabresi, nosocomi nella piana di Gioia Tauro, nella Sibaritide a Vibo, non sono mai stati realizzati. I ritardi sarebbero stati causati da errori nei progetti. Oggi la Regione ha dato mandato all'Avvocatura regionale di effettuare le verifiche e chiedere i danni. Sentiamo Rosalba Baldino. In 2 anni e mezzo avremo i nuovi ospedali, pronti i progetti, individuati i siti, definiti i tempi, l'annuncio roboante nel 2007, ma nella piana di Gioia Tauro, a Vibo Valentia e nella Sibaritide, sebbene di anni ne siano trascorsi ben 10, le nuove strutture non sono mai state realizzate, anzi i lavori non sono mai stati avviati. Che cosa è successo? Perché tanti ritardi? Il problema, fanno sapere dalla cittadella regionale, sta negli errori, sì, errori di progettazione per i quali il governatore calabrese e la giunta hanno dato mandato all'avvocatura della regione di verificare la possibilità di intraprendere azioni risarcitorie nei confronti di Infrastrutture Lombarde ed altri soggetti per le inesattezze contenute nei progetti dei 3 ospedali. L'indice è puntato soprattutto sulla scelta di alcuni siti risultati non idonei dal punto di vista idrogeologico. Insomma, i nuovi ospedali sarebbero stati collocati, questo dicono le carte, su terreni a rischio frane, perciò si è dovuto mettere in sicurezza le aree scelte con un ingente aumento dei costi originari e dilatando i tempi. Per i nuovi nosocomi le risorse ci sono ed ammontano a 438 milioni di euro. Le nuove strutture dovrebbero garantire 1120 posti letto per i pazienti acuti. Di certo al momento i nuovi nosocomi sono solo virtuali perché si è imbrigliati in relazioni tecniche, studi di fattibilità, pareri. Si riuscirà a superare la fase di stallo e aprire i cantieri? Qualche passo in avanti è stato fatto qualche settimana fa, la riunione operativa in prefettura a Vibo Valentia. Intanto però la regione vuole vederci chiaro e se ci sono state delle inadempienze chi ha sbagliato deve assumersene la responsabilità. A pagare non possono essere sempre i cittadini. Il governatore Oliverio taglia 19 partecipate regionali, ne resteranno 5. Alla fine Oliverio ha deciso di lanciare un segnale forte perché così non si può andare più avanti. Il presidente sa bene che per recuperare il rapporto di fiducia con i calabresi deve necessariamente spingere sull'acceleratore delle novità. Ebbene, questa di chiudere con le partecipate sanguisuga va in questa direzione. Abbiamo demolito la vecchia regione che ha macinato risorse, ha alimentato clientele, consigli di amministrazione, direttori generali. Tradotto, basta, stop. Finita la stagione del denaro sperperato e delle caselle da riempire per politici fuori corso. Comincia, il segnale è chiaro, quella che il governatore ha indicato come fase 2, avviata con il cantiere Calabria, proseguita con la lettera ai dirigenti per la serie Chi sbaglia paga e rafforzata con il ciao a 19 enti regionali. Abbiamo messo in liquidazione fondazioni, enti in house, Calabria Etica, Calabresi nel Mondo, Field. Oliverio riduce all'osso il pesante fardello tenendo in piedi la Banca Popolare Etica, la SACA, le Ferrovie della Calabria, le Terme Sibaritide e Fincalabra. Il resto è rottamazione. È un atto di rottura netto con il passato, si liberano risorse, si avvia un processo di bonifica e si sposta su un altro terreno, appunto il rapporto tra la funzione
di governo di un ente come la Regione è la società calabrese, le forze produttive, gli enti locali, il territorio della Calabria. Questione rifiuti, possibili pesanti sanzioni per gli enti che non saldano il conto con la Regione. Siamo alle solite, il problema rifiuti torna di stringente attualità, perché oltre ai tanti problemi che investono il settore, ce n'è uno dal quale è difficile uscire o trovare soluzione: i mancati pagamenti da effettuare a carico dei comuni. La Regione è arrivata al punto di stilare una sorta di blacklist in cui sono finiti 165 comuni che hanno accumulato un debito di 13 milioni di euro, contratto negli anni che vanno dal 2013 al 2015. La cosa ancora più grave è che le amministrazioni, finite nel mirino, non hanno neppure fornito risposte alle richieste della Regione. E allora che si fa? Si passa alle maniere forti. Il primo provvedimento riguarda il fermo amministrativo, il blocco dei fondi e le riscossioni coattive. Intervento deciso e fortemente penalizzante per gli enti morosi. Nella lista, la prima posizione è occupata dalla provincia di Cosenza, che deve qualcosa come 4,7 milioni di euro. Al secondo posto Catanzaro, 2,8 milioni di euro, e poi Vibo, 2,5, Reggio, 2,2 e Crotone a chiudere la non edificante gradatoria con 822 mila euro. Come si esce da questa situazione evitando il peso delle sanzioni? Pare ci sia una prima intesa tra comuni e regione per stilare un piano di rientro. Certo, va trovata una via d'uscita, perché l'eventuale blocco dei fondi sarebbe un guaio serio. La cronaca adesso, il tempestivo intervento dei Carabinieri di Rendi ha salvato la vita ad una giovane donna di Rosa nel Cosentino. La donna è stata minacciata di morte dall'ex compagno. Solo il tempestivo intervento dei carabinieri ha evitato il peggio in contrada a Petraro, a Rose, dove una donna impaurita ha chiesto aiuto agli uomini dell'Arma. Era da sola in casa quando il suo ex, lo stesso uomo con cui aveva condiviso una parte della sua vita, l'ha minacciata di morte. Lei barricata nell'abitazione, lui che sfondando una finestra riesce ad entrare. La donna paralizzata dalla paura, lui urla, le ruba i documenti e taglia le ruote dell'auto. Lei capisce di essere isolata e in pericolo. Dall'allarme probabilmente si salva la vita. L'uomo, un 48enne di Corigliano Calabro, è stato arrestato con l'accusa di atti persecutori, danneggiamento e furto. Lo stalker è in manette. Per lei finisce un incubo fatto di telefonate, controlli, messaggi, violenze fisiche e verbali, il copione che si ripete troppo spesso, la fine di una storia che cambia l'amore in odio e il compagno che diventa nemico. Falliti tentativi di riconciliazione, si passa alle maniere forti, i segnali uguali in tutti i casi, a volte sottovalutati, altre volte non denunciati per timore o vergogna, le situazioni che degenerano fino a quando non si ha più scampo. Questa volta i militari di Rose e Montalto Fugo hanno evitato il peggio. L'invito delle forze dell'ordine e dei centri antiviolenza è sempre lo stesso e vale per tutte le donne: denunciate prima che sia troppo tardi. A Vibo Valentia adesso per il sit-in degli agenti della Polizia Penitenziaria, personale ridotto rispetto alla popolazione carceraria crescente, chiesto il potenziamento della pianta organica. Dopo mesi di denunce inascoltate, sono scesi in campo per ribadire che il carcere di Vibo Valentia vive ormai una situazione di emergenza quotidiana, con i suoi 408 detenuti, di cui 230 appartenenti alla criminalità organizzata, a fronte di 137 agenti, con un rapporto di un agente per 3 detenuti. Numeri che rappresentano drammaticamente un disagio di cui il SAP chiede risposte e che sono state denunciate nel corso di un sit-in davanti al penitenziario di località Castelluccio. Presenti i parlamentari Occhiuto, Censore e Nesci, che hanno annunciato un'interrogazione a risposta scritta per chiedere chiarimenti e risposte. Possiamo dire ufficialmente che l'amministrazione penitenziaria ha un problema della polizia penitenziaria di Vibo. Noi abbiamo terminato tutto quello che c'era da fare, abbiamo dato l'anima per questo istituto, 20 anni di sacrifici. Oggi i colleghi che con me hanno lavorato, hanno assicurato i compiti istituzionali, sono fuori per dire che non ce la facciamo più. Stanno arrivando altri 10 detenuti in arrivo per lavoro che comunque c'è, e noi oggi c'è qualcuno con me che si ferma, lascia il servizio, torna in servizio, non può smontare. È una situazione assolutamente insostenibile. Ci mancano 60 unità di polizia penitenziaria,
apre l'istituto nel 97 con 250 unità di polizia penitenziaria, ad oggi 140 unità per assicurare per 400 detenuti, è assolutamente intollerabile. Abbiamo segnalato in maniera garbata, in uno stato di diritti, al prefetto il 18 luglio che la situazione del carcere vibonese è una situazione intollerante dove non è assolutamente possibile che succeda questo. Successivamente, non avendo avuto risposta, abbiamo iniziato con la prima astensione immensa del 26 luglio, con la seconda del 9 agosto, e che quella di oggi è l'emblema della totale assenza dell'amministrazione penitenziaria. Questa è la denuncia. Le richieste? Le richieste semplici, l'adeguamento della pianta organica. La pianta organica nel 2001 è stata portata da 200 unità di polizia penitenziaria, l'hanno portata a 140 per consentire l'apertura del carcere di Arghillà. Hanno preso queste 60 unità, ci giocano con le carte, hanno detto benissimo, siete troppi, vi portiamo a 140. Noi non vogliamo uomini, noi vogliamo che i carichi di lavoro che ci sono con 140 unità di polizia penitenziaria devono essere proporzionali. Un agente di polizia penitenziaria che nel 97 si arruolava, arrivava a Vibo, lavorava in una sezione, 3 agenti in una sezione con 80 detenuti. Oggi lo stesso agente, che di anni ne ha 45, è da solo con il doppio dei detenuti. È intollerabile. In uno Stato di diritto questo è assolutamente intollerabile. 2 persone sono state arrestate dagli agenti del commissariato di polizia di Paola e della squadra mobile della questura di Cosenza. Sono accusate di aver incendiato l'autovettura di proprietà del titolare di una pizzeria di Cetraro per estorcergli su un mandato di alcuni esponenti del clan Muto somme di denaro per il sostentamento di alcuni latitanti. Prima l'incendio dell'auto, poi le minacce per costringerlo a pagare il pizzo. Il fatto è accaduto a Cetraro, centro del terreno cosentino, il 22 aprile dello scorso anno. Vittima il titolare di una pizzeria. Oggi i presunti responsabili dell'intimidazione sono stati arrestati alla squadra mobile della questura di Cosenza e così in manette sono finiti un 50enne e un 34enne già noti alle forze dell'ordine. Dalle indagini condotte dal commissariato di Paola è emerso che i 2, insieme ad un 60enne nel frattempo deceduto, avrebbero agito per conto del clan Muto e così, per costringere il commerciante a sottostare alle richieste estorsive, avrebbero dato alle fiamme la sua auto. I soldi, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbero serviti per il sostentamento di alcuni latitanti. L'ordinanza, eseguita oggi dalla polizia, è stata emessa dal GIP presso il Tribunale di Catanzaro su richiesta della Procura della Repubblica di Cosenza, direzione distrettuale antimafia. Dopo le formalità di rito, i 2 sono stati associati alla casa circondariale di Cosenza. E adesso i nostri 100 secondi di cronaca. Un 20enne è finito in manette a Mirtocrosia nel Cosentino per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane stava percorrendo la statale quando, alla vista dei carabinieri, ha lanciato dal finestrino alcuni involucri. I militari insospettiti hanno controllato l'auto e trovato 240 grammi di marijuana e la somma di 1.270 euro in contanti. Sono stati tanti i sindaci che hanno partecipato all'assemblea nella sede dell'ex ospedale San Biagio a sostegno del primo cittadino di Chiara Valle Centrale, Mimmo Donato, che sta occupando il nosocomio e da venerdì è anche in sciopero della fame. Una protesta nei confronti della regione e dell'ASP di Catanzaro per denunciare l'immobilismo degli apparati burocratici e l'inefficacia degli interventi politici che rischiano di far saltare un finanziamento di 8 milioni di euro per la riconversione dell'ospedale in Casa della Salute. 2 lametini, zio e nipote, 57 e 22 anni, sono stati arrestati per il reato di coltivazione di marijuana durante un controllo condotto da personale del commissariato di polizia di Lamezia Terme all'interno dell'abitazione dei 2. Il cane antidroga ha subito individuato la sostanza stupefacente che zio e nipote coltivavano nell'orto di casa. Un impianto di depurazione di acque reflue industriali è stato sottoposto a sequestro dai militari del NIPAF di Cosenza, il nucleo di polizia ambientale, forestali e carabinieri nel comune di Spezzano Albanese. Durante le indagini è emerso che l'impianto utilizzato da una ditta alimentare era privo di autorizzazioni. 2 imprenditori denunciati per gestione illecita di rifiuti e scarico di reflui industriali senza la prescritta autorizzazione. I temi del lavoro. Si è riunito a Crotone il comitato direttivo regionale della CGIL, i cui lavori sono stati
conclusi dalla segretaria nazionale Gianna Fracassi. In un documento approvato a conclusione dei lavori vengono definite carenti e insufficienti le risposte del governo nazionale e regionale sul lavoro, investimenti, giovani, salute, legalità, sviluppo, riforme, ritenendo aggravata la situazione economica e sociale calabrese già analizzata dagli esecutivi unitari tenutisi con CISL e UIL durante l'ultimo anno. Pertanto, per come a suo tempo concordato, prosegue il documento e il comitato direttivo della CGIL Calabria ritiene indispensabile procedere alla mobilitazione, ricercando le alleanze necessarie a partire da CISL e UIL da proporre entro novembre, avviando una serie di iniziative tematiche in tutti i territori con le presenze dei segretari nazionali confederali e di categoria. A Cosenza, al chiostro di San Domenico, si sta svolgendo la manifestazione Dalla Russia con i fiori. L'arte floristica valorizza gli antichi palazzi. I fiori come mezzo per abbellire gli antichi palazzi. Dalla Russia con i fiori, nel chiostro di San Domenico, ha concentrato tutte le attività finalizzate a conoscere e condividere le esperienze nel campo dell'arte floristica. L'iniziativa, promossa dall'assessorato al turismo del comune di Cosenza, attiva anche un interscambio culturale, visto che coinvolge ogni anno i fioristi di Russia, Lituania, Ucraina ed Italia, anche con laboratori per bambini e l'esposizione di artigianato tipico russo e locale. Dalla Russia con i fiori è un seminario floristico internazionale che in realtà in Italia non è la prima volta, più di 10 anni che si fa. Quest'anno loro hanno scelto la città di Cosenza. La scelta non è stata casuale. Anche perché la nostra associazione e tutti i collaboratori da anni stiamo promuovendo il territorio cosentino come città di Cosenza, un centro di cultura, diciamo un Atene di Calabria. Quindi noi siamo molto orgogliosi del territorio nostro perché qui siamo da anni, quindi siamo anche cittadini italiani e vogliamo valorizzare delle culture diverse, condividere le culture e la bellezza. La bellezza servirà al mondo. Quindi noi siamo molto entusiasti di queste iniziative e veramente orgogliosi e felici anche dell'aiuto del comune di Cosenza e da tutta la popolazione. Per l'Italia partecipa il fiorista lametino Giuseppe Antonio Ferraro, che ha realizzato degli originali addobbi utilizzando solo materiali poveri. Dei legni, delle canne di bambù, e quindi abbiamo creato un attimino delle gonne sistemate sugli alberi, delle gonne floreali ricavate con materiali poveri. Questo è il nostro concetto. A Reggio Calabria le parole del questore che dice: d'accordo con il prefetto Michele Di Bari abbiamo inteso dare un segnale forte e deciso per sanare il degrado urbano di Reggio Calabria. La Polizia di Stato scende in campo con un modo nuovo di fare sicurezza integrata a fianco degli enti locali e dei cittadini. Appunto l'ha detto il questore di Reggio Calabria Raffaele Grassi commentando l'operazione denominata Piazza Pulita che è stata effettuata nei rioni Ciccarello e Arghillà con l'ausilio del personale di una ditta specializzata per la rimozione di 6 tonnellate di rifiuti che si erano accumulati nei due quartieri nel corso degli anni. Gli interventi a favore del decoro urbano, ha aggiunto il questore Grassi, incidono sulla percezione di sicurezza della comunità. Adesso le previsioni del tempo. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. Anche nelle prossime 24 e 48 ore il tempo rimarrà variabile, a tratti instabile, per la persistenza di correnti fresche in quota collegate ad una vasta area ciclonica attiva sull'Europa centrale. Vediamo quindi le mappe in dettaglio. Domani brevi rovesci, anche temporaleschi, interesseranno, specie nelle ore centrali, l'Aspromonte e le serre di versanti orientali della Sila. Altrove bassa probabilità di fenomeni, con cieli poco al più parzialmente nuvolosi, temperature stazionarie. Passiamo ora alle mappe di mari e venti. Domani mari poco mossi o mossi, con venti da quadranti settentrionali. Per ulteriori dettagli consultate il sito www.meteoincalabria.it. È tutto, grazie per la cortese attenzione, appuntamento a domani. Il
nostro giornale si chiude qui, grazie come sempre per l'attenzione e buona serata.